Buongiorno, buongiorno, tantissima cronaca anche oggi dalle nostre province. Partiamo purtroppo dall'ennesima tragedia sulle strade. Ad Arzignano 2 autocarri che si sono scontrati, è morto l'autista di uno dei 2 tir, l'altro è rimasto ferito. La vittima è Renato Gugole, 54 anni, di Chiampo. Tragedia della strada. Tutto accade improvvisamente sulla strada provinciale 83 all'altezza di Arzignano. 2 autocarri si scontrano frontalmente. Purtroppo uno dei 2 autisti perde la vita mentre l'altro resta ferito. Una mattinata drammatica. Chi assiste all'incidente chiama subito i soccorsi. I pompieri accorrono sul posto e mettono in sicurezza i tir. Estraggono dalle lamiere uno dei 2 conducenti rimasto incastrato nella cabina del suo autocarro. I medici del SUAM 118, intervenuti anche con l'elicottero da Verona, provano a rianimarlo, ma nonostante i tentativi non possono che constatare la morte dell'uomo. La vittima aveva 54 anni ed era di Chiampo. L'altro ferito invece non è grave e viene portato al pronto soccorso. Ora toccherà alla polizia locale di Arzignano ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Ieri sera intorno alle 20:15 in via Sant'Antonino a Treviso, all'altezza delle scuole elementari Carrera, un altro incidente. Da una prima ricostruzione, uno scooter proveniente da Treviso in direzione Casiera ha travolto un ragazzino di 17 anni che stava attraversando la strada sulle strisce mentre portava a mano la bici. Un amico che era con lui è riuscito a evitare l'urto. L'impatto è stato violento, il ragazzo è stato sbalzato contro un palo della luce riportando un trauma toracico. Ferito anche il 56enne in sella allo scooter. Sul posto, oltre alla polizia locale, 2 ambulanze e l'automedica che hanno trasportato i feriti al Foncello. C'è stato poi un incidente mortale a Piombino Dese e un altro poco fa a San Biagio di Callalta. È una strage continua sulle nostre strade. Adesso andiamo in diretta da Chiara Gaiani perché per via della drastica riduzione del personale sanitario i sindacati stanno manifestando. Andiamo subito all'ospedale di Schiavonia con Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio davanti all'ospedale di Schiavonia. La protesta è stata indetta dalla funzione pubblica della CISL. Ti presento velocemente i miei ospiti. In questo momento è in corso un'assemblea a cielo aperto, lo dicevi, la mancanza di personale, 234 gli operatori infermieri OSS che non sono stati sostituiti dal 2020, è la previsione che a fine 2025 la situazione peggiori. Il polo di Schiavonia rappresenta in questo momento la sanità della Bassa Padovana. Allora vi presento chi è con noi, intanto Andrea Ricci che è il segretario della funzione pubblica della CISL di Padova e Rovigo, e poi Alessandro Piovan, sempre della funzione pubblica della CISL di Padova e Rovigo, ma partirei da Marta Siega. Intanto lei ci dà una bella notizia perché sta aspettando una bambina, ma è anche infermiera di pronto soccorso e ci racconta che cosa è avvenuto al momento dell'annuncio della sua gravidanza. Sì, certamente, essendo ovviamente un reparto a rischio ho comunicato subito la mia gravidanza alla coordinatrice, la quale un paio d'ore dopo ha dovuto procedere a una riunione straordinaria di reparto per riuscire a capire come conformare meglio i vari ruoli all'interno del pronto soccorso. Io personalmente rivesto tutti i ruoli, quindi triage, area rossa, area verde, osservazione breve intensiva e più il SUAM 118 che comprende 3 ambulanze qua a Schiavonia e più la copertura di altri punti intervento nel territorio. Ovviamente la mancanza di anche solo una singola figura così con il numero ridotto di personale che abbiamo in questo momento fa la differenza. La sua gravidanza è stata sostituita? No, le gravidanze non vengono sostituite nei reparti.
E per un pronto soccorso come quello di Schiavonia dell'ospedale di Monselice, che ha accorpato tutti i pronto soccorso prima esistenti nell'area della Bassa Padovana, è un dramma? Sì, è un dramma, a parte questo discorso delle gravidanze, comunque la carenza di personale, il turnover dei colleghi che vanno in pensione non viene sostituito o viene stato sostituito in parte. Ci sono stati, appunto, come comunicato, molti licenziamenti, persone che hanno abbandonato o la posizione pubblica o addirittura proprio il ruolo di infermiere operatore, decidendo di fare altre strade, e quindi certamente la gravidanza insieme a tutta questa situazione crea un problema per il reparto. Ecco, invece per noi insomma è una bella notizia, noi le facciamo ovviamente tanti auguri da questo punto di vista. Io chiederei adesso ad Alessandro Piovan, voi avete scritto una lettera a tutti i sindaci dell'area, alcuni erano presenti, i sindaci e i consiglieri comunali, la situazione è davvero drammatica proprio in quest'area. Esatto, è proprio drammatica perché come ULSL 6 abbiamo informato tutti intanto i sindaci della Bassa Padovana di una situazione che è ingestibile, perché 234 dipendenti in meno in 3 anni significa, facevamo prima un esempio, avere quasi 5 reparti in meno di area medica con 50 posti letto, quindi sono situazioni che stanno togliendo l'assistenza sanitaria a tutto il territorio e ovviamente creando carichi di lavoro importanti a tutti i lavoratori. Ecco, è una situazione purtroppo generalizzata e chiuderei con Andrea Ricci, che è il segretario della FP CISL di Padova e Rovigo. Siete qui per la Bassa Padovana, in realtà purtroppo nel territorio dell'ULSS 6 ci sono anche altre realtà con queste criticità. Sì, quello che spaventa è che il numero di dipendenti, la variazione negativa del numero di dipendenti a far data dal 2022 è realmente preoccupante. Purtroppo stiamo assistendo, complice anche una dinamica retributiva al ribasso fondamentalmente, a una moria di dipendenti che vanno verso lidi più favorevoli. Possono essere l'estero, possono essere l'ambito squisitamente privatistico. Questo si traduce nell'impossibilità di garantire quei livelli assistenziali che le popolazioni locali meritano sostanzialmente e comporta la chiusura sostanzialmente di reparti piuttosto che di posti letto. Quindi su questo la vera riflessione: il diritto alla salute è un diritto sancito costituzionalmente e noi pretendiamo che questo diritto venga rispettato, al di là di quelle che sono il rispetto miope di piani finanziari a livello regionale sostanzialmente, che dobbiamo assolutamente superare. Allora noi ringraziamo davvero tutti i nostri ospiti, è il primo di una serie di appuntamenti che hanno organizzato non solo in provincia di Padova ma CISL Padova e Rovigo. Grazie a tutti, ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica, la linea direttore può tornare allo studio. Grazie molte Chiara Gagliani e Federico Cibotto, il nostro operatore, grazie anche agli ospiti della CISL. Torniamo a quanto abbiamo detto in apertura, cioè gli incidenti stradali. Ce n'è stato un altro mortale a Piombino Dese. Un uomo è stato colpito da malore mentre era alla guida di un furgone, si è scantato contro un tir. Si chiamava Paolo Pellizzari, abitava a Resana. La tragedia è avvenuta a Torreselle di Piombino Dese. La testa china e il mezzo che all'improvviso è finito sulla corsia opposta. Sarebbe stato colto da un malore l'autista del furgone, morto ieri pomeriggio in un incidente stradale a Torreselle di Piombino Dese. La vittima, Paolo Pellizzari, 47enne di Resana, è stato ritrovato dai soccorritori con la testa china in avanti, come se si fosse accasciato. A questo si aggiunge la testimonianza del conducente del tir contro cui si è scontrato, un 49enne di Villorba, che agli agenti della polizia locale del campo San Pierese ha raccontato di aver visto il furgone che all'improvviso si è spostato sulla corsia. È stato proprio il camionista ad allertare i soccorsi. Sul posto anche il sindaco di Piombino Dese, che conosceva la vittima e che ha ricostruito la dinamica. Un amico, una persona che conoscevo, un ragazzo giovane, un artigiano elettricista.
sicuramente non avrà sofferto, perché probabilmente al momento dell'impatto mi dicono che aveva già la testa china, per cui sarà stato un malore, presumo. Il conducente del veicolo che come si dice, che gli è andato addosso praticamente, mi ha raccontato che se l'è visto proprio, non ha fatto la curva, tranquillo, gli si è schiantato addosso con la testa già china sul volante. La strada dove è avvenuto lo schianto è stata chiusa per alcune ore. Sul posto è arrivata la polizia locale della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. Non è un tratto pericoloso, spiega il sindaco, visto la presenza di 2 autovelox. Paolo Pellizzari avrebbe compiuto 48 anni a giugno, lavorava come elettricista artigiano, molto conosciuto in paese, viveva con i genitori e da loro stava tornando ieri sera. Servizio di Valentina Visentin, è rimasto invece illeso l'autista di un autocarro di medie dimensioni che si è improvvisamente incendiato a Cogollo del Cengio. Il mezzo stava percorrendo la strada del Costo. È scampato fortunosamente all'incendio del suo camion l'autista che a Cogollo del Cengio stava salendo sulla strada del Costo questa mattina verso le 8. Mentre cercava di raggiungere l'altopiano di Asiago, in prossimità del 7° tornante, l'uomo si è accorto delle difficoltà a proseguire del suo autocarro di medie dimensioni. Trovato uno spazio in cui fermarsi, è sceso con l'intenzione di controllare il motore. Proprio in quell'istante le fiamme sono improvvisamente divampate dalla parte anteriore del mezzo, propagandosi immediatamente al cassone che trasportava prodotti per l'igiene personale. Immediato all'arrivo delle squadre di vigili del fuoco di Asiago e di Schio, che hanno evitato un incendio generalizzato, ma che hanno irrimediabilmente distrutto il camion. Il traffico è stato bloccato durante la bonifica, ancora in corso le ultime operazioni. Servizio di Daniele Garbin, c'è stato uno spettacolare incidente in via Armistizio a Padova, un'auto è letteralmente decollata e poi si è schiantata contro il muro di una abitazione. Intervento notturno a Padova attorno a mezzanotte dei vigili del fuoco in via Armistizio, all'altezza dello svincolo per la tangenziale, per un'auto che ha sbattuto contro il muro di un'abitazione ribaltandosi. Il veicolo, dopo aver urtato il cordolo di una rotatoria, è letteralmente decollato prima di schiantarsi. Le persone a bordo, illese, si sono allontanate prima dell'arrivo dei soccorsi. Grande spavento per gli abitanti della casa, svegliati di colpo dall'impatto dell'auto sotto la finestra della loro camera e dall'intenso odore di carburante dovuto alla rottura del serbatoio. I vigili del fuoco, giunti dalla centrale, hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente e successivamente provveduto al recupero del veicolo. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e identificare le persone presenti nell'auto. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate alle 2. Il servizio di Federico Fusetti e intanto ha provocato lunghe code lungo la Postumia a San Biagio di Callalta nel Trevigiano, un incidente accaduto a metà mattinata nel violento scontro tra 2 auto, una finita a bordo strada, l'altra rimasta al centro della carreggiata. Non si sono registrati feriti, entrambi i conducenti hanno rifiutato il trasporto in ospedale, ma disagi al traffico con incolonnamenti e rallentamenti lungo l'arteria sempre molto frequentata a quell'ora. Sul posto per i rilievi la polizia locale, c'era anche il sindaco Valentina Pillon. Si attende di conoscere l'esito dell'inchiesta sulla morte di Thomas Gobbi, camionista di Merlara, ucciso dalla motrice del suo camion. La famiglia di Thomas Gobbi cerca di dare una spiegazione di quanto accaduto. Solo una settimana fa il giovane camionista di Merlara, morto schiacciato dalla motrice del suo camion. L'inchiesta della Procura di Verona sta cercando di fare chiarezza grazie anche alla relazione tecnica dello Spisal. Intanto il papà del 35enne ipotizza che il figlio possa essere stato ucciso da un malfunzionamento di una valvola che si era fermato per controllare. Una tragica fatalità, come riporta il Gazzettino. Il camionista infatti si era fermato pochi metri prima di raggiungere il consorzio agrario di Villa Bartolomea, dove era diretto per la consegna. Sabato si sono svolti i funerali ed è stata attivata una raccolta fondi da destinare alla famiglia, in particolare alla compagna che è in attesa di un figlio. I genitori di Thomas Gobbi 10 anni fa avevano perso un altro figlio in un incidente stradale avvenuto a Castelbaldo. È una vera e propria svolta nel giallo di Liliana Resinovic, che era scomparsa, come
ricorderete, era poi stata ritrovata morta in un boschetto a Trieste. La perizia della superpatologa Cristina Cattaneo ha rilevato che si è trattato di un omicidio e non di un suicidio come la procura aveva inizialmente supposto. Vediamo. Chi ha tentato di farci credere che lei si sia suicidata in quella maniera, con quelle modalità, nessuno riesce a farlo, soprattutto senza lasciare una traccia. Le indiscrezioni emerse a seguito della deposizione della consulenza medico-legale rafforzano la tesi sostenuta da Claudio Sterpin. Liliana Resinovic è stata uccisa? Ne è convinto l'amico della donna che ancora una volta, raggiunto telefonicamente dalla nostra emittente, ribadisce un concetto dal quale non si è mai scostato e ironicamente pone il dubbio su come sia possibile che Liliana si sia suicidata con quelle modalità. Tu come ti infili 2 sacchetti bianchi e 2 neri, uno dalle gambe e uno dalla testa, senza lasciare un'impronta delle tue mani? Hai usato guanti. Bene, dove sono i guanti? Li hai portati via dopo morto? In base alle indiscrezioni sulla perizia medico-legale spunterebbe quindi l'ipotesi dello strangolamento, nonostante l'assenza di segni sul collo. Secondo uno dei consulenti ingaggiati dall'associazione Penelope, il professor Stefano Del Rico, sentito dalla nostra emittente, l'ipotesi che si va a indagare è che la 63enne di via Verrocchio sia stata colta di sorpresa alle spalle da qualcuno che con l'avambraccio avrebbe procurato un brusco e letale movimento di torsione del collo di Liliana, causandole quella frattura alla vertebra rilevata in sede di autopsia. Così si spiegherebbe l'assenza di segni sul collo. No, lei è stata soffocata, è chiaro, io mi sono già espresso con qualcosa, a lei è stato impedito, si chiama impedito di respirare, per cui è morta soffocata, è chiaro. Lei è stata aggredita non da una persona, secondo me, probabilmente non da uno solo, perché non riesce a fare tutto quel lavoro una persona sola, devono essere almeno 2 o 3, per cui è stata picchiata, pestata e anche subito dopo o poco dopo soffocata in qualche maniera senza lasciare traccia. E poi quei lividi sul viso. Liliana è stata anche picchiata prima dello strangolamento, è morta il giorno della scomparsa, il 14 dicembre 2021, il corpo conservato da qualche parte prima del ritrovamento del 5 gennaio 2022. Anche su queste ipotesi si focalizzerebbe la consulenza medico-legale depositata in procura nella notte fra venerdì e sabato. Tutte domande che forse potrebbero finalmente trovare una risposta. Non può quindi essere escluso che uno o più nomi vengano iscritti al registro degli indagati. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste, oggi in regia Francesco Ceron con Andrea Basso. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria. La difesa di Diletta Miatello ha presentato ricorso in appello contro la sentenza di condanna in primo grado per l'omicidio dei genitori. È stata condannata a 28 anni di carcere per l'omicidio dei genitori. Contro la sentenza emessa lo scorso 16 ottobre dalla Corte d'Assise del Tribunale di Padova nei confronti di Diletta Miatello, 53 anni, ex vigile di San Martino di Lupari, la penalista Elisabetta Costa ha presentato ricorso in appello. I fatti risalgono alla notte tra il 26 e il 27 dicembre 2022, quando nella villetta venne uccisa Mariangela Sarto, 84 anni, e gravemente ferito il marito Giorgio Miatello, 89 anni, che morì 2 mesi dopo la violenta aggressione. Diletta Miatello venne arrestata dai carabinieri la sera del 27 dicembre in un albergo di Romano de Zelino, dove si era rifugiata dopo aver lasciato San Martino di Lupari. A 2 anni dalla tragedia, la condanna in primo grado, che secondo la penalista non tiene conto dei gravi squilibri mentali di cui soffre la sua assistita. Da qui la richiesta di un secondo grado di giudizio. Ora la parola passa alla Corte d'Appello di Venezia. La prima udienza entro il prossimo maggio. Sono stati soccorsi con le motoslitte e poi accompagnati a valle. È stata una brutta avventura ad Asiago per 2 escursionisti padovani. È intervenuto il soccorso alpino di Asiago per soccorrere 2 escursionisti padovani in difficoltà.
l'allarme è stato lanciato dalla centrale di Vicenza su segnalazione dei vigili del fuoco e che ha messo in contatto il soccorso alpino con i 2 escursionisti padovani che si trovavano nei pressi del rifugio Cecchin a quota 1900. I 2, che erano diretti al bivacco Campiluzzi, attrezzati con le ciaspe, ancora distanti dalla meta, non erano stati più in grado di proseguire. 3 soccorritori sono quindi partiti con 2 motoslitte, mentre altri 4 si rendevano disponibili in caso di necessità. Una volta raggiunti, i 2 ragazzi, un 21enne di Monselice e un 19enne di Rubano, sono stati caricati a bordo delle motoslitte e accompagnati a Campomulo. Si tratta del secondo intervento dello stesso tipo in poco tempo, ovvero di persone che sottovalutano la distanza, la difficoltà di movimento sulla neve, le tempistiche di avvicinamento alla destinazione. L'invito è sempre quello di approfondire il più possibile le informazioni legate all'itinerario, le condizioni di innevamento, i tempi di percorrenza, scegliendo l'attrezzatura appropriata e soprattutto confrontare tutti questi dati con le proprie capacità e la propria preparazione. Un operaio di 40 anni rischia di perdere l'uso di una gamba dopo che gli si è rovesciato addosso il muletto. È accaduto l'ennesimo incidente sul lavoro al porto di Venezia. Operaio di 40 anni che lavorava in subappalto presso il porto, gravissimo dopo l'infortunio subito mentre stava lavorando con il muletto sabato 1 marzo scorso. L'operaio, che ha riportato fratture plurime alla gamba destra, non sa se e quando riuscirà a tornare a camminare come prima dell'incidente. È successo che un altro lavoratore si è infortunato in maniera piuttosto seria e grave. Per fortuna non siamo di fronte a un infortunio mortale, ma l'infortunio è molto comunque grave e avviene a valle di altri incidenti che sono avvenuti nelle scorse settimane. Soltanto una decina di giorni fa si è evitata una strage per un soffio, quando questo container si è rovesciato insieme allo stacker, cioè la gru che lo trainava per essere spostato e trasportato. Noi chiediamo ai lavoratori che se avessero delle segnalazioni a riguardo della salute e della sicurezza vengano tranquillamente a farle. Noi li tuteleremo in tutte quelle che sono le sedi e perciò che siano tranquilli nel fare le segnalazioni, perché la sicurezza è un obiettivo di tutti. Giovedì prossimo l'incontro sulla sicurezza del SOI, sollecitato dalle rappresentanze dei lavoratori. Noi abbiamo alzato il livello di attenzione. Il giorno 6 ci sarà il SOI che si riunisce, è un organismo che prevede la presenza sia delle parti sociali ma anche delle parti datoriali, nonché delle istituzioni. È un organismo che funziona per quanto riguarda la realtà portuale e funziona per quel che riguarda la salute e la sicurezza nei posti di lavoro, e noi chiederemo un intervento da parte delle istituzioni rispetto alla sicurezza, perché cominciamo a preoccuparci. Noi vogliamo che i lavoratori vadano a fare le loro attività in maniera sicura e che possano tornare a casa dai loro cari la sera. Insomma, bisogna parlare di sicurezza e aumentarla, ovviamente. Lo si può fare anche con il sorriso, come fanno i 2 comici del gruppo Papu, con 10 video per un'iniziativa di formazione che è nata dalla collaborazione tra la ULSS e le associazioni di categoria. Video realizzati dal duo comico friulano I Papu per lo Spisal dell'ULSS 2 per trasmettere con maggiore efficacia durante i corsi per la sicurezza dei lavoratori messaggi utili alla prevenzione e alla gestione dei rischi nei luoghi di lavoro o di studio. Abbiamo voluto cercare di toccare tutti i maggiori rischi che abbiamo nel lavoro, dall'impresa edile alle fabbriche e all'agricoltura. La caduta dall'alto, il ribaltamento dei trattori, la manomissione della sicurezza delle macchine sono solo alcuni degli argomenti trattati. La scelta degli argomenti è partita da quello che noi vediamo in vigilanza, cioè quali sono le cause principali di infortuni o di malattie professionali. Veicolare informazioni utili in modo più leggero e arrivare così a tutti. Educare un po', ci si prova. È un meccanismo, una metodologia, si può dire questa parola, che
che scardina i ruoli. E questa cosa aiuta il dialogo, ecco, quindi... Come sempre diciamo noi, non si può ridere su tutto. Però ci si può provare. Ci può provare. Sì, ecco qua. Complimenti. Questa è una bella invenzione per bypassare le protezioni, le sicurezze. Il parasassi, l'acceleratore. Che se no si ferma. Certo. Al lavoro leoni e a casa... Ve la faccio finire a voi. Andiamo in diretta adesso a San Zenone degli Ezzelini da Mirko Cavallin e da Alessandro Costacurta per la parte tecnica, perché il sindaco attacca la regione per la Pedemontana e le opere compensative. A te Mirko. Buongiorno direttore, ben trovati col sindaco Fabio Marin. Siamo proprio sul punto dove dovrebbe sorgere quest'opera compensativa. Facciamo un passo indietro e riassumiamo che cosa c'è stato nel percorso giudiziario, sindaco. Sì, il percorso giudiziario si basa sul fatto che c'è un accordo dal 2012 sottoscritto con la Regione per la realizzazione di opere compensative riguardo alla superstrada Pedemontana Veneta, opere che non sono mai state realizzate, quindi dopo varie sollecitazioni noi come Comune, non avendo risposta alla Regione, siamo intervenuti con il TAR. Il TAR ci ha dato ragione, la Regione non contenta ha ricorso contro di noi appunto con il TAR e il TAR ha dato nuovamente ragione a noi, e anche in Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha dato ragione anche questa volta al Comune di San Zenone. Quindi qui si tratta di un accordo che è da rispettare, un accordo di opere compensative della superstrada Pedemontana Veneta che vanno a migliorare quello che è il nostro territorio dal punto di vista della sicurezza anzitutto, perché qui stiamo parlando di un'arteria davvero trafficata. Il traffico con l'avvento della superstrada Pedemontana Veneta non ha avuto un calo, anzi l'abbiamo visto davvero aumentare, quindi qui si tratta davvero di andare a mettere in sicurezza una strada che ha bisogno, perché basta dare un'occhiata in questo momento quando passano le auto, abbiamo i negozi ad esempio con le attività che abbiamo appunto a sud della strada, con il marciapiede che è inesistente e la provinciale che passa proprio attaccata. Provinciale ma ancora per poco. Provinciale ancora per poco, questo è anche un po' un paradosso, perché tra le difese della regione dell'assessore De Berti c'è il fatto che questa strada è provinciale. Anche nell'ultima lettera di novembre, in risposta a una mia lettera, mi ha risposto che la strada è provinciale, quindi mi devo accordare con la provincia. In realtà però poi a dicembre lei stessa ha portato in giunta regionale una delibera dove si parla del passaggio della Schiavonesca Marosticana, cioè di questa strada da provinciale a regionale, quindi di loro competenza, e adesso allora mi chiedo quando passerà effettivamente del tutto regionale, la Regione che intenzioni ha su questa strada. Tra l'altro lei ha sottolineato anche di recente il fatto che la Pedemontana, ancora con traffico diciamo non del tutto sostenuto, ma ha cominciato ad incassare, e però c'è anche una questione di soldi, ce lo vuoi spiegare? Sì, perché la questione che ci sentiamo sempre rispondere come sindaci, perché non sono l'unico, è che non ci sono risorse. È vero, è un dato di fatto che la Pedemontana ci costa, quello che paghiamo come canone è circa 140 milioni di euro. Attualmente ne incassiamo 90 milioni di euro. Come regione intendo. E il discorso però è anche più ampio, perché la regione non ha fatto delle azioni che andavano fatte per recuperare i soldi, come ha decretato e come ha detto la Corte dei Conti. Cioè la regione non ha chiesto le multe, chiamiamole così, dei ritardi nella realizzazione dell'opera a SIS, e si è mossa tardi anche nel chiedere quei 20 milioni di euro di IVA indebitamente versata dalla regione per appunto riaverli, e quindi ecco che potrebbero essere risorse che possono andare a favore del territorio. Quindi dico, non ci sono soldi, ma quelli che possiamo recuperare, recuperiamoli. Ecco, questi soldi potrebbero servire per sistemare questo incrocio, allargarlo e metterlo in sicurezza. L'ultima battuta gliela faccio fare sugli imminenti sconti sui pedaggi, cosa ne pensa? Io penso che è un bene applicare degli sconti, però bisogna vedere come vengono applicati, perché se è da casello a casello per un tot di chilometro e non si dà la possibilità, magari anche per le attività commerciali o artigianali che percorrono più volte al giorno, non solo 2 volte al giorno, di avere degli sconti, diventa anche quella forse un po' una presa in giro.
E quindi continua questa battaglia del sindaco di San Zenone contro la regione. Speriamo che insomma non sia più un contro ma un incontro, magari ad un tavolo sindaco con la regione, a cominciare dall'assessore De Berti. Per il momento da San Zenone degli Ezzelini è tutto, a te la linea, direttore. Grazie a Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta. Vediamo sui dazi americani, nuovi bonus energetici, gli incentivi per i dipendenti, le assicurazioni obbligatorie, tutti i temi della nuova finanziaria che Confartigianato a Castelfranco ha chiesto di spiegare al consulente del ministro dell'economia Giorgetti, cioè l'economista Enrico Zanetti. Sentiamo. I dazi di Trump, quanto incideranno nella nostra economia e soprattutto nell'economia di questo nord-est? Incideranno perché si tradurrà inevitabilmente in un rimbalzo negativo per le nostre esportazioni. Credo però che sarà una brutta sorpresa anche per il consumatore americano e penso che nel medio termine questa politica verrà rivista. I dazi degli Stati Uniti saranno un boomerang per gli americani perché aumenteranno l'inflazione e per questo non potranno durare a lungo. Argomento inevitabilmente trattato nella serata organizzata a Villa Corner di Cavasagra dalla Confartigianato Castellana con uno dei consulenti del ministro del bilancio Giancarlo Giorgetti per capire meglio la nuova finanziaria del governo Meloni. La legge finanziaria che è stata fatta, se non viene spiegata, se non viene tradotta e spiegata in maniera semplice, tante volte può creare delle difficoltà. Invece noi vogliamo creare delle opportunità. E proprio in tal senso un'indicazione è arrivata per i cittadini e imprese sul fronte energetico. Verosimilmente verso la fine dell'anno, l'anno prossimo, ci sarà uno strumento assai interessante per fare efficienza energetica, probabilmente anche in modo più serio di quanto non lo sia fatto col superbonus. Incentivi da affrontare in maniera diversa rispetto al 110%. Sarà importante per tutti avere chiaro che bisogna conoscere la normativa, bisogna affidarsi a professionisti seri e affidarsi a imprese che abbiano una storia e gambe per camminare, non soggetti costituiti da un giorno per l'altro. Altro tema caldo, soprattutto per le imprese, è l'assicurazione a tutela dagli eventi catastrofali da stipulare entro fine mese. Perché in assenza di questa polizza, se ci fosse malauguratamente l'evento catastrofale, ahimè, sono sempre più frequenti, l'alluvione, la tromba d'aria, il terremoto, non si potrà più accedere ad eventuali contributi pubblici a risarcimento del danno patito. Le altre novità della finanziaria riguardano i dipendenti, confermati per i prossimi 3 anni i bonus non tassati. Sotto forma di buoni spesa o comunque beni in natura di un valore che normalmente aveva una soglia annua di 258 euro, questa soglia è stata innalzata appunto per i prossimi 3 anni a 1.000 euro per i dipendenti che non hanno figli a carico, fiscalmente a carico, soglia che si alza a 2.000 euro invece qualora il lavoratore abbia figli fiscalmente a carico. Decisioni importanti infine su chi sparisce dal posto di lavoro ma ottiene l'assegno di disoccupazione. Servizio di Lucio Zanato, purtroppo incombono le questioni internazionali, la notizia di oggi la vediamo in questo titolo: Trump sospende aiuti militari a Kiev, von der Leyen 800 miliardi per la difesa europea. È una cifra colossale, spaventosa, che uscirà dal piano di stabilità proprio per consentire agli Stati dell'Unione di investire in armamenti e siamo messi davvero molto, molto male. Ne parleremo stasera a Focus con i nostri ospiti e vedremo anche i vostri messaggi e ovviamente di questo si parla ovunque, anche al Carnevale di Venezia. Siamo andati a sentire cosa ne pensano coloro che hanno assaltato Venezia in questi giorni dopo la scena raccapricciante dello scontro tra Zelensky e Trump nella sala ovale. Un po' meno guerra, forse è meglio. Ma tra Trump e Zelensky, lei che comunque è stato servitore di 2 padroni? Lì è il problema. Tutti noi siamo servitori di 2 padroni quando facciamo una scelta. Se accontenti uno, scontenterai l'altro, ma se accontenterai l'altro, scontenterai l'uno. Sicuramente più diplomatico delle parti in causa, Arlecchino non si sbilancia sulla crisi ucraina e i difficili rapporti tra Washington e Kiev. E in effetti, viste da Venezia durante i giorni del Carnevale, le immagini del vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembrano provenire da un altro pianeta. Ciò non toglie però che il pensiero c'è, per esempio se si è arrivati a Venezia dalla North Carolina. I think diplomacy needs to be done behind closed doors.
Credo che la diplomazia debba essere fatta a porte chiuse, non di fronte alle telecamere. Sia per Trump che Zelensky è finito col prevalere l'ego. La moglie più esplicitamente se la prende con Trump. Lui ammette che forse quel mettere alla berlina il leader ucraino sia stato un atto premeditato. Appare più sul versante trumpiano invece il turista arrivato con la moglie dalla Baviera, anche se ammette di far parte di una minoranza in Germania. Non sono nella mia mente né Trump né Zelensky, però cosa c'è nella sua mente? Non li voglio prendere in considerazione. Trump non è stato un po' troppo aggressivo? Sì, secondo me è esagerato. Però dice Zelensky anche lui. Dai, anche lui, vai ospite dell'America e ti metti a attaccare gli Stati Uniti perché stanno facendo accordo con la Russia per fermare la guerra più che altro. Trump è abbastanza strafotente, poteva trattarlo anche diversamente, perché andarsi a prendere anche come era vestito, cioè lui non poteva mettersi ovviamente giacca e cravatta nel rispetto anche del suo popolo che sta soffrendo. Non mi piacciono nessuno dei due. Sicuramente pericoloso. Sicuramente entrambi, assolutamente. Non è Trump, è Zelensky, subentra l'altro sulla destra in fondo con Putin. Le vedo molto bene Zelensky, molto meno Trump, ma spero che riescano a trovare una quadra. Purtroppo non è di mio interesse quello che succede al di fuori della mia vita, quindi una motivazione non ce l'ho. Come va la sua vita? Benissimo, vivo al di fuori dell'Italia e quindi... Dove? Svizzera. Vox Populi anche dalla Svizzera per il Carnevale di Venezia. Torniamo alla cronaca nera. Una folle corsa nella notte si è conclusa con un violento schianto contro un pilone del cavalcavia della statale 13. Protagonista un ventenne residente a Treviso senza patente che non si è fermato all'alta dei carabinieri. Il fatto è accaduto intorno alle 2:30 di questa notte. Una pattuglia dei carabinieri durante un normale servizio di controllo del territorio aveva intimato l'alta a una Mercedes scura che transitava in viale Orléans, ma il conducente anziché fermarsi ha accelerato dando il via a un inseguimento e la sua fuga è terminata in piazzale Duca d'Aosta, dove a causa dell'alta velocità il giovane ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un pilone del cavalcavia. Il ventenne non ha riportato lesioni gravi nell'impatto, il ragazzo dovrà rispondere di resistenza e guida senza patente. Continuano le indagini relative ai presunti ritardi nei soccorsi per i 3 ragazzi che sono morti nella tragedia della piena del Natisone, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar. Vi proponiamo l'audio integrale dell'ultima chiamata di Patrizia prima che le acque travolgessero lei e i 2 amici. La pubblicazione degli audi delle telefonate disperate ai soccorsi da parte dei 3 ragazzi che poi hanno perso la vita travolti dal Natisone il 31 maggio scorso ha toccato ancora di più le corde di tutte quelle persone che hanno seguito con passione la vicenda sperando in notizie positive che purtroppo non sono mai arrivate. Vi proponiamo integralmente quella che è stata l'ultima chiamata di Patrizia Cormos, quella delle 13:48 di quel maledetto giorno, dove con insistenza chiedeva aiuto mentre il vigile del fuoco dall'altra parte del telefono cercava di rassicurare che gli aiuti stavano arrivando, compreso l'elicottero, prima di chiedere alcune foto della situazione che a quell'ora purtroppo era forse già quasi compromessa. Nel sottofondo le urla strazianti di Christian Molnar mentre teneva Patrizia e Bianca nello stretto abbraccio che invoca aiuto, vi prego, anche la versione tedesca Hilfen. Vigile fuoco? Via Ponte Romano, Premariacco, le ripasso. Ancora la signora? Sì. Prego. Sì, vigile fuoco. Per favore. Ti prego. Mi sente? Sì, la sento signora. Com'è la stazione signora? L'acqua sta crescendo, non abbiamo tanto tempo, la prego. Sì, signora, stiamo arrivando. Abbiamo la posizione sua, ma dobbiamo arrivare, ci vuole un attimino. Forse con l'elicottero, perché non so se potete venire a salvare. Sì, noi abbiamo attivato anche quello adesso, signora. Va bene? Prego, perché non ce la facciamo più. Mancano neanche 2 minuti, c'è raga tutte, non possiamo neanche prenderci da qualcosa. Sai, se ci
Signora, da quel telefonino lì, col WhatsApp che mi ha mandato, mi faccia qualche foto in giro e me la mandi, signora. Va bene? Adesso. Sì, me la mandi tutto in giro, dove inquadri il ponte, inquadri dall'altra parte, così abbiamo riferimenti ancora più precisi. Va bene? Sì. Purtroppo è andata come è andata, una tragedia. C'è stato qualche minuto di silenzio durante il carnevale, la sepoltura con il vestitino, il costume del carnevale in maschera. Si svolgono oggi a Castelfranco i funerali del piccolo Leonardo Cucurullo, stroncato dalla meningite ad appena 2 anni. Il padre ha detto: gli avevo promesso che saremmo andati alla sfilata e così sarà per sempre. Abbiamo deciso di dare questo segnale di vicinanza di tutta la città, sospendendo le attività del carnevale. Interrompere il carnevale cittadino per la durata delle esequie. È così che la comunità di Castelfranco voleva dimostrare vicinanza e affetto per la morte del piccolo Leonardo Cucurullo, stroncato dalla meningite a soli 2 anni. Volontà che Papa Omar ha esortato a cambiare. Saranno solo pochi minuti di silenzio in città nel momento dell'entrata del feretro. La data scelta per il funerale, martedì grasso, è stata decisa proprio perché l'ultimo saluto sia un momento di gioia. L'ultima promessa di Papa Omar e mamma Anna, quella di portare Leonardo alla sfilata di carnevale vestito in maschera, e sarà proprio con il costume che il piccolo sarà sepolto. Una volontà condivisa anche con la sorellina Beatrice, a cui a soli 8 mesi è stato raccontato tutto. Il cielo ha accolto un altro angelo, così si legge nell'epigrafe. Leonardo sorridente proprio come poche ore prima che sopraggiungesse la febbre, temperatura che non scende e il piccolo poi che perde conoscenza. Disperata la corsa all'ospedale, il trasferimento a Padova, la diagnosi, meningite da pneumococco, infezione grave e rara, ma l'assessore rassicura. Noi mandiamo un messaggio importante, che è quello di non preoccuparsi, perché non si tratta di un virus, bensì si tratta di un batterio, un pneumococco, che è presente nel nasino di questi bambini, può essere presente, e che nel caso di Leonardo ha avuto proprio questo esito infausto. È in corso di accertamento, noi abbiamo sentito le autorità sanitarie immediatamente avuta la notizia venerdì, e loro ci hanno rassicurato in tal senso, per cui nessuna profilassi è necessaria. Il piccolo Leonardo frequentava l'asilo nido comunale La Tana del Lupo. Era dei grandi e ora i suoi compagni chiedono dove sia il loro amico. Noi dobbiamo assolutamente prenderci cura prima di quelli che si occupano di bambini, quindi i genitori e gli educatori, con un supporto psicologico. I suoi compagni sicuramente sentiranno la mancanza, si chiedono dove è Leonardo in questo momento, e sarà nostra cura dare un supporto anche a loro. Non si fermano i ladri scatenati sul nostro territorio. Tra gli ultimi episodi, quello di un ladro che è entrato nella casa di un'anziana a Treviso e l'ha chiusa dentro una stanza e se n'è andato però senza pare aver rubato nulla. Via Sante Zanon, una laterale della Feltrina, pochi passi dal centro di Treviso. Una zona acquista dove ci sono stati diversi furti. Nel mirino dei ladri, gli anziani. Fra l'altro i colpi per lo più vengono messi a segno durante la giornata. L'ultimo è avvenuto in una villetta dove abita da sola un'anziana. A fare irruzione in casa un ragazzo, forse con qualche problema di stupefacenti. Sorprende la proprietaria che si trova da sola, la porta in una camera e la chiude a chiave, ma lei inizia a gridare e il giovane, forse per paura che qualcuno la senta, le apre la porta. Poi, dopo aver rovistato nei cassetti, fugge. L'anziana chiama i familiari e racconta tutto. L'ennesimo furto non è il primo in questa strada, ma soprattutto nel mirino dei malintenzionati ci sono proprio le persone più fragili. Sì, ci sono stati diversi furti da vicini di casa, qui di fronte, c'è un anziano solo qui vicino e dalla signora sono stati 2 o 3 volte. Non transitano tantissime persone in questa via, spiegano i cittadini, anche perché la strada non ha sbocco, è chiusa, ma dopo gli ultimi colpi messi a segno o tentati si sta più attenti e la preoccupazione è tanta. Sì, abbastanza, noi abbiamo messo anche l'allarme, quindi sì, cerchiamo di fare il possibile di non lasciare anche i miei genitori soli a casa perché sono anziani anche loro.
Sgomento a Montebelluna per un post inviato da un 19enne ad un'amica anoressica, al quale questo ragazzo ha detto ammazzati. Andiamo in diretta da Christian Arboit. A te, Christian. Sì, buongiorno direttore, esattamente così. Questa invocazione contenuta in una mail che è stata con il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinare. Lo vedo, vediamo ancora Christian. Vai Christian, vai. Sì, eccoci direttore, dicevi bene, questo è il contenuto della mail inviata a una ragazza, una studentessa 19enne di Montebelluna, mail che le è arrivata nella propria casella di posta elettronica alle 10:30 del mattino, in pieno orario scolastico. Mittente, a quanto pare, un amico di scuola, un coetaneo. Ammazzati, l'invocazione poi seguita da una serie di bestemmie. Chiaramente la ragazza è rimasta sconvolta, ragazza che già ha delle fragilità, dei disturbi alimentari, nella fattispecie anoressia, e già faticava a frequentare la scuola. Resta il fatto che questa ragazza, che questa 19enne, dopo aver ricevuto questa mail non si è più presentata a scuola. Quindi i carabinieri di Montebelluna stanno anche chiarendo se c'è un nesso di causa ed effetto tra questa mail e il fatto che lei non sia più a scuola. C'è da chiarire poi un altro aspetto: si tratta di un fatto isolato o c'è una condotta che possiamo definire bullizzante? Anche su questo i carabinieri stanno facendo chiarezza e ovviamente si stanno passando a setaccio i social, non solo i social della ragazza ma anche del ragazzo coinvolto, mittente di quella mail assolutamente scioccante. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio, c'è il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Sindaco, se si può avvicinare. Ecco, che fatto è quello che stiamo raccontando? Allora, intanto buongiorno direttore. Il fatto che se fosse accertato sarebbe un fatto assolutamente gravissimo. Io faccio due considerazioni. La prima considerazione che faccio è che voglio esprimere la mia totale solidarietà nei confronti di questa ragazza come sindaco, come amministrazione, come città, ma anche come essere umano, per prima cosa. E voglio dire a questa ragazza: non farti influenzare da questi insulti che evidentemente vengono da parte, come tutti gli insulti, da parte di un deficiente. Al soggetto che invece fa questi insulti dico: non so cosa tu ne voglia, pensi di avercene guadagnato qualcosa? Ecco, quindi certe volte, questo è il caso, magari scusatemi i termini, per fare il figo, secondo la sua logica evidentemente, 2 minuti rischi poi di avere delle ripercussioni e di rovinare veramente delle esistenze. Non vale proprio la pena, ragazzi, cioè, pensiamo bene quando scriviamo. Queste crudeltà gratuite proprio non devono, sono inascoltabili, questo intendo dire. Grazie Sindaco Adalberto Bordin. Come hai sentito, questa è la reazione del primo cittadino, direttore, mentre i carabinieri stanno procedendo. 2 le segnalazioni. Una segnalazione è arrivata all'allarme da parte della scuola, una denuncia è stata formalizzata dalla 19enne. Staremo a vedere gli sviluppi. Chiaramente non c'è il reato di bullismo, quindi per il momento si procede per ingiuria, però chiaramente questa non è una semplice ingiuria. Da Montebelluna è tutto, grazie ancora Sindaco. Grazie molte, grazie Christian Arboit, al Sindaco Bordin, Sindaco di Montebelluna. Adesso voltiamo pagina, andiamo a Venezia per fare un po' il bilancio del Carnevale che si chiude con il martedì grasso. C'è Anna Maria Parisi in compagnia dell'assessore Simone Venturini. A te Anna Maria. Sì, eccoci in diretta, direttore, buongiorno da Piazza Ferretta Mestre, come dicevi tu, con l'assessore al turismo di Venezia Simone Venturini. Buongiorno direttore.
Ecco, vediamo questa piazza carica di coriandoli, stelle filanti, alle nostre spalle il teatro adesso non ci sono i burattini e lo show che si è spostato poco distante da noi, vediamo con le immagini di Alberto Pivetta e naturalmente i palloncini festanti per questa ultima giornata di Carnevale Martedì Grasso, perché di Carnevale parliamo con l'assessore Venturini, un Carnevale che si è tenuto nel nome di Giacomo Casanova in occasione del 300° anniversario dalla sua scomparsa. Abbiamo visto una grandissima città e isole in festa, assessore. Per i numeri ancora è presto, però possiamo già dare un piccolo assaggio. Sì, possiamo dire è un grande successo, 19 giornate di eventi, 9 sfilati di carri in tutta la terraferma e nelle isole Lido, Pellestrina e Burano, grandi spettacoli decentrati per arrivare un po' dappertutto. L'idea è creare un carnevale per tutti, quindi oltre al grande carnevale di Piazza San Marco che strizza l'occhio a un pubblico evidentemente internazionale e fa parlare molto di sé, oltre alle feste che organizzano poi i privati nei grandi palazzi veneziani, che sono ovviamente motivo di molti arrivi e visite in città e di pernotti, c'è molto carnevale anche dappertutto, in terraferma, nelle isole, nei quartieri, con attività per bambini e per famiglie. L'idea di un carnevale per bambini è molto importante perché crediamo che sia un carnevale del divertimento e arrivare un po' dappertutto ha anche una funzione sociale, cioè ricordare a tutti che tutti i luoghi sono centrali in una città che è policentrica come la nostra. E c'è da dire infatti a onor del vero che per questa edizione in particolare, così come anche nelle precedenti, si è vista tanta animazione itinerante a Mestre e non soltanto a Venezia, a Chirignago, insomma un po' in tutte le aree della terraferma, Marghera e non ultima questa sera a Burano c'è un grande appuntamento. Stasera c'è la terza uscita dei carri di Burano, tutto il pomeriggio grande festa e poi ci sono i carri a Zelarino questo pomeriggio che chiudono ovviamente le 9 sfilate, quindi davvero ce n'era per tutti i gusti e per tutti i territori. Anche qui in Piazza Ferretto per 19 giorni è stato veramente il regno dei bambini e delle famiglie, ora si sono spostate verso la chiesa con i burattini, prima erano qui, quindi insomma davvero ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. L'idea è ribadire la volontà di divertirsi, è un mondo difficile in questo momento storico, siamo bombardati da notizie tristi in televisione, i telegiornali continuamente e credo che però ci sia anche il diritto alla leggerezza e quando non battere i pugni per questo diritto se non a Carnevale, quindi ecco deve essere un momento anche di leggerezza e per offrire alla nostra città spazi di divertimento a misura di bambino. Sono d'accordo assessore perché la pace passa anche attraverso questo spirito. Grazie all'assessore Venturini del Comune di Venezia, assessore al turismo, e la linea con le immagini di Alberto Pivetta torna in studio a te, a San Biagio direttore. Grazie Anna Maria Parisi e Alberto Pivetta. Intanto andiamo in diretta a Casugana, a Treviso, dove Lucio Zanatto sta seguendo il Carnevale. Sentiamo. Come potremmo dire, scanzonata. Abbiamo anche la regina, una regina bellissima, va detto, il suo nome? Serena. È la prima volta oppure è una... La seconda volta. Ecco, cosa si prova a sfilare? Perché per il re sarà la prima volta, sarà il debutto, per lei invece ormai è diventata veterana. Cosa significa sfilare davanti a tutti, davanti a oltre 60.000 persone, perché queste sono previste? È una bella felicità e un onore essere in mezzo al pubblico, sovrani del popolo alla fine, umili, semplici, col sorriso e è bello. Ecco, naturalmente l'ultima parola mi metto in mezzo perché non voglio stare davanti alla regina, al sindaco. Sindaco, cosa significa per questa città un giorno come questo e soprattutto una sfilata con tutti questi carri che arrivano da tutta la provincia? Beh, innanzitutto cedendo le chiavi della città significa che me la posso godere, no? Perché adesso la responsabilità è al re Carnevale e alla regina, però è soprattutto dare le chiavi della città alle famiglie, ai bambini, a tutti coloro che oggi invaderanno quelle invasioni che ci piacciono, fatte di colori, di divertimento, di famiglie e di grande gioia in un momento storico particolare. Ringrazio Antenna 3 Nord-Est perché anche coloro che hanno difficoltà magari a muoversi potranno seguire la diretta del nostro carnevale, quindi sarà davvero un carnevale per tutti. E posso fare un altro ringraziamento, va al generale Iannicelli perché ci ha
prenotato una giornata di sole con le temperature anche alte, quindi la giornata ideale da un punto di vista meteorologico per venire a godersi questo gran divertimento, il carnevale, che sarà tra l'altro un carnevale in totale sicurezza, perché voglio già ringraziare tutte le forze dell'ordine, la polizia locale, la protezione civile, la Croce Rossa, Castelmonte, che saranno distribuiti lungo il percorso per garantire una grande manifestazione, ma soprattutto tanta sicurezza. E quindi godiamoci questa giornata, mi raccomando. Poi mi restituisca le chiavi, però adesso vado a godermi questo bel carnevale. Tra l'altro quest'anno con il circuito rinnovato, perché si parte dal Duomo, si arriva a Piazzale Burchiellati, c'è tutta la sfilata lungo le mura, in una situazione davvero da spettacolo per tutti, spazio ce n'è. Tra l'altro poi vicino al palco, dove ci sarà anche il sindaco, ci saranno anche gli anziani dell'Isera, gli avete preparato per i nostri nonni uno spazio dedicato che si possono godere la sfilata proprio dal vivo. Sì, davvero un carnevale per tutti. Ovviamente la tribuna naturale delle nostre mura saranno la cornice ideale. Abbiamo dovuto modificare il percorso perché in questi mesi stiamo realizzando la rete fognaria della nostra città e stiamo anche riqualificando le mura, però devo dire che non tutto il male viene per nuocere, perché invertire la direzione della sfilata forse è anche una soluzione migliore rispetto al passato, perché con l'arrivo in Piazzale Burchiellati ci consentirà poi di ricavare un ulteriore luogo per far festa. Quindi la partenza dal Duomo, l'arrivo in Piazzale Burchiellati in totale sicurezza, e per chi non può muoversi, mi raccomando, collegatevi su Antena 3. Sì, noi cominceremo dalle 14:30, ricordo sono 17 i carri, sono 6 invece i gruppi, si ballerà, si canterà, ci saranno tantissimi coriandoli, tutto naturalmente in sicurezza, e se non potete venire o non volete venire perché magari la città pensate sia già, come dire, pacificamente invasa, ci siamo noi e potete vederlo tranquillamente. E tra l'altro l'anno scorso ho fatto la battaglia dei coriandoli con i bambini con 10 kg di coriandoli e sono stato ricoperto. Allora quest'anno ho cercato di migliorare, ho 20 kg di coriandoli per i nostri bambini e sono pronto alla battaglia dei coriandoli. A proposito, l'ultima cosa, per chi volesse venire all'ultimo momento, comunque ci sono indicazioni per i parcheggi. Abbiamo già visto ad esempio il parcheggio vicino allo stadio già pieno, ci sono degli altri punti dove uno può parcheggiare, magari un po' più distante. Sì, allora o si fa qualche minuto a piedi e quindi si può parcheggiare nei parcheggi tipo al Foro Boario, un po' più fuori. Oppure il consiglio che posso dare è quello di prendere il bus, o per chi può anche il treno, che è un'ottima soluzione perché l'arrivo in stazione centrale consente poi di raggiungere facilmente i luoghi della sfilata. Quindi soprattutto mezzi pubblici, bicicletta, piedi, e chi deve venire in macchina parcheggi appena fuori le mura, perché troverà parcheggio e con pochi minuti a piedi riuscirà ad arrivare al luogo dello spettacolo. Però vi aspettiamo tutti, con la maschera, senza maschera, però l'importante è che togliamo la maschera della quotidianità. E soprattutto tutti con il sorriso. Sì. E da Cassugana è tutto, linea agli studi. Grazie molte a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto per le riprese, ovviamente al sindaco Mario Conte. Andiamo da Treviso, torniamo a Venezia, dove c'è anche lì l'ultima fase del carnevale, quel martedì grasso, perché si sono conclusi i lavori in questi giorni di manutenzione del Paron de Casa, e cioè il campanile di San Marco. Vediamo. Si sono conclusi importanti lavori di manutenzione al campanile di San Marco a Venezia, predisposti per volontà dell'attuale Consiglio della Procuratoria di San Marco, in continuità con quello precedente, su indicazione del proto della Basilica, architetto professore Mario Piana. Così da qualche giorno sono ripresi anche gli ingressi e le visite al campanile per veneziani e turisti, la possibilità di ammirare Venezia dall'alto. L'annuncio del primo procuratore di San Marco, avvocato Bruno Barella. Abbiamo riaperto il campanile dopo un lungo periodo di chiusura che si è reso necessario per eseguire lavori molto importanti finalizzati a garantire la piena sicurezza ed efficienza dell'impianto. In particolare abbiamo cambiato l'argano, che aveva ormai una 70 di anni di vita, e abbiamo integrato e potenziato l'impianto elettrico che serve oltre il campanile anche la piazza per le pompe idrauliche. Circa 700.000 sono stati gli accessi di visitatori al campanile nel 2024, un numero importantissimo. Ha una capienza necessariamente limitata
e speriamo di non dover contingentare ulteriormente gli accessi e speriamo che le belle giornate abbiano consentito di apprezzare la vista che si gode dalla loggia campanaria, uno dei punti più alti della città e un osservatorio privilegiato non solo sulla città del centro storico ma anche sulla laguna. Allora, qui eravamo ancora a Venezia, andiamo a Vicenza perché continua la guerra allo spaccio, voltiamo ancora una volta a pagina, allo spaccio della droga, soprattutto in Campo Marzo. In diretta Daniele Garbin, a te Daniele, con Simone Squarcina per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te telespettatori. Confermo, siamo nel comando provinciale, nel comando della polizia locale di via Soccorsetto, come il vicecommissario e dirigente della squadra dei NOS, Alessandro De Francisco. Buongiorno. E siamo qui perché a breve inizierà la conferenza stampa dell'ultima operazione antidroga in Campo Marzo. Campo Marzo si conferma essere la frontiera per la lotta alla droga. Abbiamo anche sentito dei cittadini prima, ricordiamo che lo scorso anno 200 sono state le operazioni fatte. La polizia locale continua a insistere che comunque è una zona che continua a segnalarsi, ecco, come abbiamo capito, circa 1000 PEC di cittadini che segnalano in continuazione. Lo scorso anno, sempre dati resi noti all'inizio proprio nel bilancio, e quindi non si dà, insomma è un continuo. Ecco, come è andata innanzitutto questa operazione e soprattutto chi avete fermato? Sì, è un continuo e il NOS insieme alla squadra antidegrado continua incessantemente i controlli nell'area verde di Campo Marzo e in tutta la zona del quadrilatero, che sappiamo essere la zona calda e anche quella più segnalata da parte di residenti e commercianti. Quindi i controlli sono quotidiani. Nell'ultima operazione in particolare, una delle tante che abbiamo fatto ultimamente, è stato notato un soggetto originario del Sierra Leone che praticamente è stato avvicinato da un'altra persona e tra i due è venuto uno scambio sospetto. Vista proprio la zona in cui si trovavano, parliamo sempre dell'area verde di Campo Marzo, il personale in borghese ha fermato prima l'acquirente che ha consegnato della sostanza stupefacente del tipo marijuana appena acquistata, e poi l'altro personale del NOS in borghese insieme alla pattuglia antidegrado ha fermato anche il pusher. Dalla perquisizione anche il pusher aveva della sostanza stupefacente e quindi è stato portato presso il distaccamento, dove è stato sottoposto a fotosegnalamento e poi denunciato all'autorità giudiziaria per i due reati, quello di spaccio e detenzione ai fini di spaccio. Ecco, ricordiamo che solo la scorsa settimana c'è stata un'altra operazione, erano oltre 32 le dosi, veramente erano destinate probabilmente al mercato esterno, a quello di Campo Marzo, erano cocaina, eroina, insomma anche quello vuol dire era un risultato vostro importante conseguito. Sì, segno anche di un livello alto da parte nostra proprio nella zona. In quell'occasione sono stati fermati 2 soggetti ed è stata scoperta una compravendita di sostanza stupefacente. Parliamo appunto di 32 dosi tra cocaina e eroina che erano destinate in una piazza fuori città. Infatti l'acquirente era a sua volta un altro pusher e quindi entrambi sono stati arrestati. Ecco, diciamo una particolarità di questo ultimo soggetto che è stato denunciato, che era comparso in una trasmissione nazionale proprio destinata proprio su Campo Marzo a fare il focus. Aveva anche rilasciato un'intervista, quindi si lamentava. Ecco, questa è anche una particolarità, vi ha colpito? Sì, diciamo che il soggetto era già noto a noi, in quanto già solo quest'anno l'avevamo denunciato altre 3 volte, oltre all'ultima che abbiamo effettuato nei giorni scorsi. Sì, ed era uno dei soggetti intervistato in questa trasmissione, dove si faceva un po' la vittima del sistema, però sappiamo benissimo è un soggetto noto che la sua attività principale è quella dello spaccio. Allora ringraziamo per il momento, dirigente. Buongiorno. Grazie, buona giornata a voi. Ecco, per il momento è tutto, direttore, restituiamo la linea allo studio. Grazie molte a Daniele Garbin e a Simone Squarcina. Andiamo in pubblicità 1 minuto e mezzo e state con noi perché poi avremo ospite in diretta in studio l'onorevole Alberto Stefani, vice segretario della Lega. A tra poco, state con noi.
Di nuovo in diretta con Focus TG, grazie molte all'onorevole Alberto Stefani, che è segretario regionale della Lega in Veneto e vice segretario nazionale. Onorevole, bentornato. Grazie a voi e buona giornata a tutti i telespettatori. Allora, sta facendo molto parlare una sua iniziativa, che è quella di lanciare un assessorato per gli anziani, no? Per l'assessorato in regione. Un assessorato specifico che prosegua il lavoro svolto finora dalla Regione del Veneto, che su questo ha fatto dei grandissimi passi in avanti, ma che si occupi esclusivamente delle fasce anziane. Tutto questo tenendo conto di alcuni dati molto importanti e che secondo me sono davvero illuminanti per capire quale sarà la società dei prossimi 20 anni. Entro il 2050, in realtà anche qualche anno prima, vediamo un grafico, più di un terzo della popolazione sarà over 65 e quindi dobbiamo considerare che la società che avremo davanti nel corso dei prossimi anni sarà una società che invecchia sempre di più, e a tal fine dobbiamo considerare che gran parte di questi soggetti saranno anche persone sole, soprattutto gli over 80. Anche lì ci sono dei dati molto specifici che identificano appunto questo fatto, e c'è la necessità sempre di più, soprattutto nei prossimi anni, a maggior ragione nei prossimi anni, vorrei dire in via esponenziale, di intensificare quelle che sono le reti sociali, le reti di integrazione, anche studiare una forma di invecchiamento attivo. L'età anziana non deve essere un limite. Oggi l'anziano viene regolamentato, diciamo, a livello nazionale solo in chiave assistenziale, solo in una prospettiva assistenziale, quindi se non è autosufficiente o se ha delle disabilità. Noi invece riteniamo necessario che l'anziano, soprattutto nei prossimi decenni, venga visto come una risorsa da proteggere, come un patrimonio sociale da integrare appieno nella società. Questo è il modello che dal mio punto di vista risulta fondamentale per costruire la comunità del domani, che parli di social housing, che parli di lotta alla solitudine, che parli di contrasto all'isolamento sociale, che purtroppo è sempre maggiore nella società di oggi, anche complice diciamo, il progresso tecnologico, che deve essere invece messo a disposizione delle fasce più anziane. La telemedicina, su cui il Veneto sta facendo un grandissimo lavoro, la medicina di prossimità e la domiciliarità. Tutti criteri che devono essere dal mio punto, dalla mia visione, assolutamente messi a sistema per rilanciare anche questo tema, che dal mio punto di vista risulta fondamentale. La società invecchierà sempre di più e la politica deve sapersi interrogare su quelle che sono le misure più adatte per vincere questa sfida, perché è una sfida che dovremo affrontare. È verissimo, cioè noi stiamo diventando un paese di anziani, una popolazione che invecchia costantemente, c'è la questione delle nascite zero, insomma, no? del problema di non avere più i bambini che nascevano una volta, quindi la denatalità. E poi, onorevole Stefani, qui non solo in Veneto, ma un po' dappertutto c'è anche la questione delle rette altissime per le case di cura, cioè le famiglie, soprattutto quelle che hanno anche malati non autosufficienti, si trovano davvero in grandi difficoltà. Sì, questa è una questione come quelle di prima che vanno affrontate anche e soprattutto a livello nazionale. Il Veneto ha fatto grandi cose in questo, tra l'altro è avanguardia in alcune misure che saranno anche adottate nel corso dei prossimi mesi. Quello che risulta fondamentale è avere un'attenzione specifica e partire da un punto visuale specifico relativamente a questa vicenda, perché la società del domani sarà questa e o noi abbiamo il coraggio di affrontarla tenendo conto di questi dati, oppure decideremo di girarsi dall'altra parte e avere una popolazione sempre più anziana, sempre più sola, sempre più isolata, senza reti di integrazione sociale, con le grandi difficoltà che poi ricadranno sui comuni, perché poi i comuni sanno benissimo, io facendo il sindaco ho vissuto anche alcune esperienze in cui non c'era una rete familiare, non c'era una rete sociale e c'erano delle persone lasciate a loro stesse. Questo non può accadere nella società del domani, non dovrebbe accadere nemmeno oggi, non doveva accadere nemmeno ieri, ma la politica serve per trovare delle soluzioni tenendo conto della società che cambia. Questo discorso non potevamo farlo 30 anni fa, lo facciamo oggi perché oggi abbiamo questa prospettiva e chi fa politica deve ragionare in prospettiva.
Ecco, onorevole Stefani, che reazioni ha visto, ha avuto, diciamo, rispetto a questa iniziativa, non solo politicamente, insomma, anche girando come fa costantemente per il territorio? Beh, delle reazioni assolutamente positive, perché è un tema molto sentito. È un tema apprezzato, anche perché ovviamente ci sono casi tutti i giorni di anziani soli e purtroppo in certi casi anche senza una rete familiare di riferimento. Gli amministratori in particolare vedono in questa ipotesi di un assessorato dell'anzianità un qualcosa di specifico che avrebbe quindi la possibilità di costituire una serie di competenze e di esperienze in grado di affrontare direttamente questo tipo di problemi. Serve oggi, magari non serviva 20 anni fa, ma oggi serve perché la società sta cambiando e quindi dobbiamo metterci al passo con la società e riuscire a trovare quelle che possono essere le misure che ci garantiscono anche di prevenire determinati fenomeni di isolamento. Questa è una delle idee che lanceremo, ne avremo anche altre, nasce dalla campagna di ascolto, quindi non è un'idea esclusivamente mia, ma è un'idea che abbiamo elaborato sulla base della campagna Veneto ai Veneti, l'abbiamo chiamata così perché consideriamo che il futuro del Veneto appartenga ai Veneti, quindi siano i Veneti a dirci quali siano le loro priorità, le loro proposte, le loro segnalazioni. E sulla base di queste abbiamo deciso di proporre un assessorato che si occupi specificamente di questo aspetto. Ecco, abbiamo proprio evidenziato il Veneto ai Veneti, oltre 100.000 le firme raccolte dalla Lega, centinaia di gazebo in tutta la regione. Che bilancio, al di là proprio dei numeri, insomma, no? Avete riscontrato entusiasmo? Sì, un bilancio direi anche molto positivo. Adesso continueremo l'8-9 marzo con una gazebata regionale, quindi continuerà la raccolta firme. Il nostro obiettivo è arrivare a 200.000 firme giorno dopo giorno, raccolte firme che facciamo sul terzo mandato del Presidente Zaia e, qualora non vi fosse il terzo mandato, su una presidenza leghista della Regione Veneto. Questo perché la gente ci riconosce un valore che è quello della prossimità, cioè quello di conoscere i candidati, di sapere che quel candidato magari è stato consigliere comunale, assessore, vice sindaco o sindaco di un comune e quindi va a fidarsi di queste persone che poi siedono in consiglio regionale. Questo è il nostro modello di politica, una politica che si ponga vicina ai territori, vicina alle persone, prossima, che conosca i problemi dell'amministrazione, perché anche il tema degli anziani, il tema che ha evidenziato lei prima, direttore, è un tema che gli amministratori, magari qualcuno sicuramente ci sta guardando, conosce benissimo, sa quanto gli uffici sociali da questo punto di vista siano pieni di richieste magari di contribuzione, di aiuto, di sostegno per situazioni di questo tipo. E noi dobbiamo avere la capacità di anticiparli e di risolverli. Ecco, proprio lei accennava al terzo mandato. Ieri abbiamo intervistato il presidente Zaia, l'ha sentito Christian Arboit all'H Farm, dove il presidente era anche per i Veneto Creators, e ha detto, insomma, la questione del terzo mandato non è conclusa, no? Perché si aspetta questo pronunciamento della Corte sulla questione del governatore della Campania Vincenzo De Luca. È così, tra l'altro io sono il primo firmatario della famosa proposta di legge sul terzo mandato e ne sono assolutamente orgoglioso, perché è una proposta di buon senso e che toglie un vincolo, quello della ricandidabilità di un presidente che in Veneto è amato dalla propria gente e che meriterebbe di stare in Veneto per altri decenni, non solo per un altro mandato. Per quanto mi riguarda credo sia una misura di buon senso, perché i veneti sanno chi votare, non hanno bisogno di avere un vincolo che gli impedisca di votare una persona. Detto questo, la battaglia continua sul terzo mandato, anche ovviamente a maggior ragione da parte della Lega. Qui in Veneto abbiamo una squadra da comporre, ma abbiamo un protagonista che è Luca Zaia e che va assolutamente considerato nella partita, a maggior ragione se sta candidato presidente, come ovviamente farebbe piacere a me, alla Lega, ma soprattutto ai veneti. Senta, ecco, poi c'è ancora il contrasto con gli alleati, con Fratelli d'Italia. L'altro giorno Alberto Villanova ha detto occhio al Veneto, perché potrebbe esplodere se non dovesse essere assecondata questa
spinta a favore della Lega. Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d'Italia, ha risposto: non bisogna usare questi termini, non li usa neanche Hamas, insomma, quindi diciamo lo scontro in qualche modo continua, no? Ma noi stiamo lavorando per comporre un centrodestra, perché i veneti hanno bisogno di un centrodestra unito, compatto, forte. Io sto lavorando per questo e stiamo lavorando per questo. È chiaro che la Lega è un partito che ha una forte componente amministrativa. Abbiamo oltre 160 sindaci, 1200 amministratori, 11.000 tesserati. È una forza territoriale che merita un giusto riconoscimento e che ha la capacità anche di costruire delle liste importanti, civiche, molto forti e radicate nei territori. La gente lo sa, le elezioni comunali, le elezioni territoriali sono elezioni diverse, dove la gente vota il candidato perché lo conosce, perché si fida, perché l'ha visto amministrare nel suo comune, nel suo quartiere, nella sua città. Queste sono le elezioni amministrative e queste sono anche le elezioni regionali. Quindi noi, avendo questa forza, siamo anche consapevoli di essere un partito che ha una storia da rispettare, un futuro straordinario da scrivere ancora in Veneto. Ecco, quindi diciamo, pur non avendo la sfera di cristallo, a suo giudizio come si chiuderà questa partita del candidato? Ma è una partita che si chiude a livello nazionale e noi abbiamo fatto e faremo la nostra parte come Lega, raccogliendo le firme, ascoltando i cittadini, perché questo deve fare la politica locale. Cioè, io sono abituato a fare politica locale da quando avevo 18 anni, facendo il consigliere prima, il sindaco poi, e continuando a restare all'interno del municipio. E so quanto sia importante ascoltare i cittadini, essere in mezzo a loro, ascoltare le loro idee, le loro proposte e anche le loro critiche, perché è giusto che si sdogani il concetto che la politica debba essere lontana dalle critiche, è giusto anche qualche volta ricevere delle critiche, imparare dalle critiche e prendere delle decisioni. Se non si fa questo è inutile far politica, non ha senso essere semplicemente portatori di slogan. Dobbiamo essere portatori di idee, di energie, di forze territoriali, ed è quello che la Lega deve fare. Questo è il compito di questo partito. Allora, diamo 2 minuti di pubblicità, poi sentiremo l'onorevole Alberto Stefani anche su altre 2 questioni fondamentali. Una è l'autonomia e l'altra, l'onorevole Stefani, è quanto sta accadendo a livello internazionale nei rapporti tra Ucraina, Stati Uniti, Russia ed Europa. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con l'onorevole Alberto Stefani, parliamo anche, onorevole, di autonomia e poi anche la notizia del giorno dopo lo scontro storico tra Trump e Zelensky nella Sala Ovale è quella di Ursula von der Leyen, che dice che l'Europa deve difendersi e bisogna stanziare 800 miliardi per la difesa europea. Allora partiamo dall'autonomia. A che punto siamo in tutta questa bagarre? Si rischia diciamo, di vedere un rallentamento? L'autonomia sta proseguendo per quanto riguarda le materie non LEP, cioè le materie che non sono afferenti ai livelli essenziali delle prestazioni. Abbiamo avuto il vantaggio che il referendum non si terrà e quindi questi 6 mesi possiamo recuperarli lavorando tecnicamente su queste materie. Poi, lo ricordo sempre, perché è un aspetto che non viene spesso preso in considerazione, entro il primo trimestre del 2026 noi dovremo approvare il federalismo fiscale, non perché lo dice la Lega, ma perché lo dice il PNRR. Il PNRR ci subordinerà la prossima rata di trasferimenti all'approvazione della riforma del quadro fiscale subnazionale, in poche parole il federalismo fiscale, cioè non più trasferimenti diretti dallo Stato alla Regione, ma tributi che rimangono in Regione. Questa è una grande sfida che noi portiamo avanti da decenni,
che abbiamo la fortuna di poter guidare, anche avendo un ministro dell'economia e delle finanze che si chiama Giancarlo Giorgetti, che è della Lega e che su questo tema tra l'altro è stato il presidente della bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale prima di me, e quindi una figura che conosce cos'è il federalismo fiscale e che saprà attuarlo nel migliore dei modi. Io costantemente, tra l'altro tengo aggiornati ovviamente i cittadini e gli elettori su questo tema, perché è un tema importantissimo e che sarà la vera parte finanziaria dell'autonomia. L'autonomia differenziata riguarda il trasferimento di materie, il federalismo fiscale riguarda la fiscalizzazione dei trasferimenti, quindi il fatto che i tributi rimangano nel territorio, sul territorio, e questa è la grande sfida che dovremo affrontare. Per quanto riguarda le questioni internazionali, a me ha fatto un po' impressione la dichiarazione che ho già fatto a von der Leyen, legata appunto alla difesa, soprattutto perché ha parlato di riarmo, un termine che non si sentiva da molto tempo e che insomma non credo sia la strada che l'Europa deve imboccare. Credo che l'Europa abbia tanti problemi da risolvere, credo che le politiche degli ultimi anni non abbiano tenuto in debita considerazione alcune caratteristiche dei paesi, perché vogliamo ricordare che la direttiva Casa Green per gli italiani che sono proprietari di abitazioni spesso in luoghi storici sarà un grandissimo problema che impedirà a tantissimi italiani a milioni di italiani di poter vendere una casa, addirittura di affittarla. La direttiva sulle auto elettriche che vorrebbe fermare i motori endotermici entro il 2035 con una situazione economica che non permette a una famiglia normale di potersi garantire un'auto elettrica, visto che solo lo 0,6% dei veneti ha un'auto elettrica in questo momento e stiamo parlando dei prossimi 10 anni. Penso alle scelte che sono state fatte in campo internazionale. Questa dichiarazione a me sembra l'ultimo grido di un'Europa che non ha saputo gestire una determinata situazione internazionale e, vedendo questa situazione che adesso si sta ricomponendo su altri tavoli, cerca di alzare la voce e di fare dichiarazioni strampalate che fanno il male dell'Europa, perché l'Europa non è nata su queste basi, l'Europa non è nata per costruire un esercito unico e per parlare di riarmo. L'Europa è nata su totalmente altri principi, quelli che loro dicevano di difendere, che in realtà hanno calpestato continuamente. È l'Europa dei popoli, l'Europa dei territori, l'Europa delle comunità, che invece è calpestata da un'Europa che vorrebbe uniformare, omologare, colpire tutti indiscriminatamente e soprattutto facendo i danni, perché poi negli anni l'abbiamo visto, di un paese come il nostro, che è un paese eterogeneo, e quindi l'uniformazione fa il male dell'Italia a prescindere, qualsiasi sia la scelta uniformativa che viene selezionata, fa il male delle nostre imprese che sono state duramente colpite anche da una politica estera che ha creato dei grandissimi danni al nostro paese. E adesso parliamo dei dazi di Trump, ma non mi pare che negli ultimi anni le imprese siano state agevolate dall'Unione Europea e che soprattutto non tiene conto della necessità di un ecologismo che deve essere popolare, non può essere un ambientalismo che colpisce direttamente chi non può permettersi un'auto elettrica e chi non può vendere una casa. Oggi parliamo di questo ambientalismo in Europa, quando invece la gran parte dell'inquinamento arriva da Cina e da questi paesi contro cui l'Europa non ha mai avuto la capacità di alzare la voce. Io vorrei un'Europa che difende questi principi, ma li difenda concretamente senza fare i danni delle nostre imprese, delle nostre famiglie, di chi non può permettersi un'auto elettrica entro il 2035, di chi una casa vorrebbe magari venderla, di un'impresa che magari vorrebbe continuare ad esistere senza continua burocrazia, magari dei tanti ambulanti, dei tanti soggetti che a causa di una direttiva europea rischiavano e rischiano di perdere il proprio lavoro. Credo che sia un'Europa completamente diversa da quella che i padri costituenti dell'Europa, se così vogliamo chiamarli, avevano tracciato a quel tempo. Senta, ecco, quindi si rafforza un po' questa immagine del vaso di coccio, l'Europa tra due vasi di ferro. L'Unione Europea è stata particolarmente ingenua secondo lei, nel sostenere fin dall'inizio Zelensky anche militarmente, pensando che Zelensky avrebbe potuto vincere contro la Russia, che è davvero
vincere contro la Russia credo che sia qualcosa. Ma io credo che la storia l'ha dimostrato, ma anche la storia degli ultimi decenni, si debba investire molto di più sulla diplomazia internazionale, perché poi gran parte dei conflitti sono risolti sulla base della diplomazia o perché è emersa una figura diversa, perché adesso si sta parlando di trattativa sull'Ucraina, perché ha vinto Trump negli Stati Uniti. Se avesse vinto Biden probabilmente non staremmo parlando di questa situazione qui, mi pare evidente. Trump è stato eletto a gennaio, a febbraio e marzo stiamo già parlando di questa situazione. Io credo che sia la diplomazia a dover essere la protagonista di una fase storica come questa, e sentire parlare un'Europa che dovrebbe essere il modello di riferimento per il futuro di un territorio, parlare di riarmo invece che di diplomazia e di saper costruire una credibilità, perché poi la realtà è che le figure storiche che hanno garantito delle situazioni di pacificazione, e l'Italia comunque in questo negli ultimi decenni ha avuto delle figure anche dei presidenti del Consiglio, mi lasci ricordare Pratica Di Mare e Silvio Berlusconi, che hanno saputo garantire dei momenti di pacificazione tra superpotenze. L'Europa deve fare questo, non può soffiare sul fuoco, sono due cose completamente diverse, perché non possiamo continuare a pensare che soffiando sul fuoco si possano risolvere i conflitti. Lì c'è gente che muore e noi non possiamo permetterlo. Questo è quello che deve fare l'Europa. Dal mio punto di vista dobbiamo investire su diplomazia, su una costruzione di una comunità europea credibile a livello internazionale, capace di sedersi, non con le armi, ma con la forza delle idee, con la forza di una storia europea, con la forza delle proprie radici cristiane. Questo deve fare l'Europa. Onorevole, grazie molte. Onorevole Alberto Stefani. Grazie a voi. A presto e buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Stasera Focus con i nostri ospiti Anna Maria Bigon, Claudio Borgia, Fabrizio Comencini, Elena Donazzana, Alessandro Manera, Leonardo Padrin, Laura Puppatto, Flavio Tosi. Grazie ai nostri registi Andrea Basso e Francesco Ceron. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.